Un fiume colorato di penne nere che sfila per le strade di Piacenza. 450.000 alpini da tutta Italia, 50.000 dal Veneto, di questi circa 5.000 arrivati dalla provincia di Treviso per prendere parte all'86esima Dunata Nazionale. Il giorno della sfilata, la Dunata Nazionale degli Alpini, è anche il momento in cui vengono trasferiti i segni dei valori nei quali tutti gli alpini credono. E la sfilata si apre proprio con uno striscione che ricorda le regole degli alpini, onestà e solidarietà, due parole che verranno riproposte più volte dai singoli gruppi durante la giornata. Ma in testa al corteo altri due striscioni suscitano forti emozioni, uno per ricordare i due marò tenuti in India, l'altro dedicato a Papa Francesco, dove si legge il pontefice dal gesto semplice, praticamente alpino. La sfilata inizia, uno dopo l'altro i gruppi sfilano e a metà giornata che di fronte al palco d'onore passa la sezione veneta delle penne nere con quella di Cadore che apre il corteo. Un brivido attraversa le 250.000 persone quando appare lo striscione che ricorda il lavoro degli alpini dopo la tragedia del Vajont. Sfila poi la sezione di Vittorio Veneto che punta ad ospitare la manifestazione nel 2017. Insieme alle penne nere ecco i fedeli compagni di tante battaglie, i muli. È una pagina della nostra storia, una pagina antropologica della nostra società. È la volta poi della sezione di Treviso. Siamo davvero arrivati nella terra forte e gentile, nella terra dove il cuore palpita, dove il paesaggio è dolce e dove è bello soggiornare. Treviso! Nella sezione di Vicenza a sfilare c'è anche un pezzo della nostra storia rappresentato da Cristiano Dal Pozzo, classe 1913, reduce da Bissigna, che si alza dalla sua sedia a rotelle per ricevere il saluto delle autorità. Vecio tra i veci, in difficoltà quanto volete, ma ancora orgogliosamente alpino. Tocca poi la sezione di Verona che vede sfilare anche il gruppo dei paracadutisti. La giornata prosegue così tra le grandi emozioni che solo il corpo degli alpini sa regalare ad ogni raduno. E quando ormai è sera la sfilata si conclude con l'arrivederci a Pordenone, città che nel 2014 vedrà le penne nere riunite nell'87esima Dunata Nazionale.